Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del Napoli. Rimanete fino alla fine del video per vedere cosa ha detto del nostro club. Grazie. L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è stato uno dei giocatori chiave nella vittoria per 6-0 della Bosnia-Erzegovina contro San Marino. Dopo la partita ha parlato con San Marino TV. Fiorentina, Roma, Inter. Vi piace il campionato italiano? Sì, mi piace. L'ho visto anche oggi, vero? Soprattutto con tutti i nostri tifosi che sono venuti oggi. È la mia prima volta a San Marino ed è andato tutto bene. Dove volete arrivare? Perché continuate a battere record, presenze e gol. Per quanto tempo volete continuare così? Ma non lo so, non mi pongo limiti. Soprattutto perché quando raggiungi una certa età, l'anno prossimo avrò 40 anni, non sono più giovane. Ma mi trovo ancora bene con la nazionale e anche con la Fiorentina, e continuo a dare il massimo lì, proprio come faccio qui per la nazionale. Perché con la nazionale è diverso, si gioca con più cuore. E poi, quando vedo tutti i nostri tifosi che sono venuti oggi, sono davvero orgoglioso di poter ancora giocare e dare il massimo per il mio paese. E, ovviamente, continuerò finché il CT mi dirà che ci sarà bisogno di me. Qual è la tua opinione su San Marino? Certo, se vedi il risultato, penserai che sia stato facile. Ma la partita è stata completamente diversa. Anche in inferiorità numerica, hanno giocato bene. Gli ultimi 20 minuti non sono andati certo come speravano, ma è stato comunque difficile perché, in inferiorità numerica, i ragazzi erano già stanchi, l'ho visto. Comunque, San Marino mi ha sorpreso positivamente, come a Zenica, in casa nostra, ma anche oggi, perché si vede che stanno spingendo in avanti, che hanno un piano, il che non è certo facile come una volta quando si giocano quelle partite in cui si dice che si vince facilmente. Siamo stati anche fortunati con San Marino, che ha ricevuto un cartellino rosso, si è ritirato e ha cercato di difendere di più. Questo ci ha sicuramente aiutato. Ma comunque, complimenti, anche dopo il 6-0. State lottando per il primo posto contro l'Austria? Sì, stiamo sicuramente giocando bene. Giochiamo in casa, il che è sicuramente positivo per noi, anche se contro queste squadre, in casa o in trasferta, è sempre difficile. Ma comunque, davanti ai nostri tifosi, dopo 4 vittorie in 4 partite, vogliamo dare il massimo e cercare di ottenere un buon risultato che ci dia speranza per le ultime partite. Ci sono anche diversi tifosi della Fiorentina a San Marino. Che tipo di campionato sarà? Ci aspettiamo una bella partita. Abbiamo iniziato con 2 pareggi in trasferta. È vero che vincere non è mai facile. Abbiamo visto nelle prime 2 giornate che il campionato si sta facendo sempre più duro e non ci sono partite facili. Ora giochiamo contro il Napoli in casa, contro i campioni d'Italia. Sono sicuramente i favoriti per lo scudetto. Ma la squadra c'è, ovviamente. Nuovo allenatore, tanti nuovi giocatori. Forse abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo per conoscerci meglio. Ma speriamo che, col passare del tempo, miglioreremo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che il Napoli lotterà per tutti i titoli quest'anno? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!